l'anno, spianna tutti quanti ne lo sanno. Se lo chiamate non va a rispondere, si sente la sua voce un sa di donne. E quando s'avvicina carnevali, più già si fa trovare, perché sa che caso festa e chi sta qua. Si incuba, si profuma e si stinnicchia, e le baffi poi s'allicca, gira tutta la città. Ma quando arriva a giocare chi fa, giocare chi fa? Si cassaria di carità, ti scaccia l'occhio e si ne va. Ma quando arriva a giocare chi fa, giocare chi fa? Si canta, sa balla e si suona, che piacere averlo qua. Ciavolo di maccarrona, di chiacchiere, salsiccia e pignolata, e tu si presenta per mangiare, per chi trova la tavola conzata. E quando s'avvicina carnevali, tu già si fa trovare, perché sa per caso festa e chi sta qua. Si veste, sposta, mostra e si traveste, e voli e si relo primo a sfilare per città. Ma quando arriva a giocare chi fa, giocare chi fa? Si cassaria di carità, ti scaccia l'occhio e si ne va. Ma quando arriva a giocare chi fa, giocare chi fa? Si canta, sa balla e si suona, che piacere averlo qua. Giocare, una ne pensa e mille ne fa, e se ne fa una giusta, e non ne lo fa apposta. Sapere piccirilli, ci tira li pettiti, saluta canciasciata e se ne va. Giocare, una ne pensa e mille ne fa, e se ne fa una giusta, e non ne lo fa apposta. Ma parla troppo buono, e canta senza suono, ti ridi canciasciata e se ne va. Ma quando arriva a giocare chi fa, giocare chi fa? Si cassaria di carità, ti scaccia l'occhio e se ne va. Ma quando arriva a giocare chi fa, giocare chi fa? Si canta, sta balla e si suona, che piacere averlo qua. È proprio il caso di dire uè. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti. Ma perché non fai come quando chiudiamo? Buonasera, benvenuti. Buongiorno. Allora, intanto questa sera abbiamo una bella puntata scoppiettante sotto tutti i punti di vista. Siamo in collegamento con tre grandi artisti siciliani, ma soprattutto con tre grandi amici. All'insegna della sicilianità. Sì, ma lo dimostrano anche, guarda che bello arredo che abbiamo stasera. Anzi, ringraziamo Ceramiche Ferrerelle per averci omaggiato nel senso buono della parola, no? Omaggiato per non ce le ha date per sempre. No, Gioia. Allora io non lo dico che queste cose ce le ha prestate la Ceramiche Ferrerelle. Omaggiato per il periodo che stiamo facendo questa puntata, e noi siamo felici di metterli così. Ma se la regia se arregge, dico, se vuole fare un segno, ecco qua, guarda, ma perché? Guarda quanta Sicilia c'è là, le pigne, la testa di Moro, la testa... Maurizio, no, fermati. No, fammi finire. Ho capito. Mamma mia, hai avuto subito, non so. No, non mi veniva perché Moro è chi da campa, no? Dico, No, è stata lei che ha tagliato la testa, guarda, ha tagliato ragazzi, la testa a lui. Sta attento a se rompe perché una magliabina la dentiera, come si suol dire. Poi c'è lo sciccareddo, le ballerine, dico, siciliani. Questo studio spruzza sicilianità sotto tutti i noi porri. abbiamo un collegamento con New York? Sì, con l'isola di Maddalena, dalla Sardegna. Dalla Sardegna questa sera. Sardegna. Godrano che si trova. Se è siciliana sta puntata, perché proprio con la Sardegna? Perché è una frazione di siciliana che si trova a Godrano. Perché è isolata come noi. Isolana. No. Vabbè, vediamo chi. No, ma ti sei cambiato, Giova? Ma poco fa, guarda, aveva detto. Ragazzi, buonasera a tutti. Ho tolto il mio maglione. Perché? Perché in Sardegna fa freddo. Non ti riconoscevo più. Sono a casa della zia della Sardegna che ora abita a Godrano. Ah, addirittura. Ma
Cioè, Godrano si trova dove? Nel Valle Giovanni, Rossa? quando dici Godrano mi alzo in piedi io, Giovanni. Perché sta pantera rosa? Perché mi è caduto il microfono. Godrano, Scusa. ai piedi di Bosco Ficuzza. Proprio a 2 passi. Ma tu lo sai, Giovanni, ti faccio questa confidenza, e da siciliano me ne vergogno. Non lo devi dire, Maurizio. Da siciliano me ne vergogno. Non lo devi dire. Non aver visitato ancora Bosco Ficuzza. Lo devo dire, Guarda, un bosco bellissimo. Ora tu ti prendi un impegno davanti fai a un tutti. Giro, vedi le volpi, i cinghiali, mia suocera. Perché la tieni fuori? La tieni fuori? No, aspetta. Perché lei si fa delle passeggiatine nel bosco all'aria aperta. Per questo. E allora, Giovanni, come stai? Ragazzi, intanto? Intanto sto bene e sono contento di rivedervi almeno in video e fra non molto dal vivo. Andiamo a abbracciare, Giovanni Nenè, perché Sì, ragazzi, io dico sempre, certo. io voglio morire abbracciato, non voglio morire isolato. Bravo. Voglio decidere Allora, io come morire. Io Picciotti sto bene e vi trovo bene. Ti saluta la tua ex moglie, Giovanni. No, quella del Me la video. devi salutare. Quella dello matrimonio, però, del videoclip. Me la saluti, me la Evelina. saluti, me la ricordo. Ti faccio Me la anche saluti questa tanto. confidenza, Giovanni. Sì. Il video matrimonio è prossimo, dico, manca veramente poco. Prossimo al matrimonio. Ad Cosa arrivare- festeggia? Il matrimonio cosa festeggia? Il matrimonio festeggia 25 anni, no? No, festeggia che siamo a 6 milioni e 700 mila visualizzazioni circa, quindi quanto prima festeggeremo I 7 milioni. i 7 milioni. E devo dire che è stata una Sono scelta felice. azzeccata, perché considera Emozionante, sì. Parla. che 7 milioni di persone comunque ti hanno visto, dico, o hanno visto tutti quelli che hanno partecipato. Per noi è anche una cosa inaspettata, perché non lo so, rispetto a tantissimi altri video che comunque abbiamo fatto, questo è quello che... Maurizio, io ti devo fermare subito. C'è Giovanni. Sì, ma nel video video c'è l'attrattivo del video è Giovanni. Ah, per questo. No, aspetta, no, Picciotti, Come no? Allora, innanzitutto c'è mia moglie e se mai è per lei, Ok. poi per i Calandra, poi per le comparse, alla fine ci sono pure io. No, Giovanni, sei stato Insomma, mitico. ascoltate, seria, Sì. sono contentissimo per questo bel progetto, una canzone bellissima, un video fatto bene e ha avuto i suoi consensi. No? Grazie. Scusa, Noi ringraziamo a nome di abbasso. tutti. Noi ringraziamo a nome di tutti, anche di Giovanni Cangialoso che non è qui con noi stasera. Bellissimo, È a bellissimo. in bello. Sardegna. è a Gogiano. In Sardegna. Ma quale Sardegna? Ah, finisce con Sardegna. Io non sono in Sardegna, sono a Godrano. E invece io volevo fare una cosa, perché non sono mancate le tue dirette sui social. Sì, Ormai è vero, dico, è vero. anche se stiamo riprendendo lentamente, stiamo ritornando alla normalità, però non possiamo dimenticare, ad esempio, questa tua diretta, dove io ti dico, se posso darti un consiglio, io ci investirei tanto su questo In che senso? personaggio. No, perché gli somigli come voce. Ah, sì, sì. Potresti giocarti bene questa parte. Se la regia trova, dovrebbe esserci un filmato che non sono i trailer. Un video? non sono i trailer, sì, è una diretta. Non lo so. Sì, ma vediamo questo artista. Ma guarda, Leo, è una stampa e una picciata. Vediamo. Più peggiata che stampa. Resto a casa e guardo la televisione. Barbara D'Urso e il suo senso dell'amore, che ci invita a stare a casa o in balcone, a cantare insieme il nord e il meridione. Meno male che lei fa informazione, dà consigli veri, quelli con il cuore. Per sconfiggere il corona devi fare sacrifici e poi puoi volare. E resto a casa io. Sto impazzendo tutto il giorno a casa, corridoio. Ah, forse non l'ho spento ancora. Ciao Barbara, restiamo a casa, tutti, anche io resto a casa. Complimenti. Il malo che fare, ragazzi. No, Il malo che fare. ma invece noi ci permettiamo questa sera
a ringraziare tutti gli artisti invece per quello che hanno fatto in questo momento difficile, perché comunque ci avete tenuto compagnia ed è stato, come Anche dire, voi. ed è stato, no, noi abbiamo iniziato, guarda, siamo stati i primi e poi quasi alla fine, però ora hanno mollato gli altri e continuiamo noi, e quindi, come dire. Ah, che buono, buonissimo, ottimo, ottimo, ottimo Però- ragazzi. Allora, io ti dico veramente, secondo me, non so se tu ci hai pensato, se è stata solo una cosa intuitiva, istintiva, ma io punterei tantissimo perché Morgan comunque è un personaggio che fa parlare, fa discutere, ma nel bene e nel male comunque ha un seguito, quindi io ci investirei proprio, creerei un Ma a me personaggio Morgan piace come personaggio, guarda, come Ma personaggio. guarda che come io personaggio- ho già fatto Morgan, questa piccola cosa, al Festival di Sanremo di qualche 3-4 anni fa, Ah, con Massimo Minutella, e io ti devo dire che per strada, con tutte queste interviste, microfoni, tutta la gente a dire guarda chi c'è Morgan, c'è Morgan, c'è ma Morgan. appunto, guarda, E ci siamo divertiti molto. visto che lui è voluto bene da tante persone, tu potresti veramente, lui potrebbe molto, anzi assoldarti come controfigure. Io penso invece Minchia, te le prenderesti tutte, Giovanni. io penso invece Tutti io, tutti io. Tutte tu. Io già mi immagino io a Striscia la Notizia Morgan. Ma perché non facciamo questa proposta? e io ti dico una cosa, Giovanni. Dico, non la sottovalutare. Prova a crearti questo personaggio, nel senso da portarlo sul palco come un momento di cabaret, un momento comico. Secondo me non è difficile da parte tua riuscire a costruire delle storie attorno a Morgan. Ma ne ha tante ne ha storie. tantissime. Quindi quando- Ciotti, io già vedo Morgan a Montecitorio con Striscia la Notizia, lui che va appresso questi politici, questo è il problema. Bravissimo, guarda, potrebbe diventare comunque un personaggio. Prova anche a fare, come dire, a inviare un provino. Non si può mai sapere, Giova, a volte Comunque, da cosa noi- nasce cosa. Noi dai nostri studi lanciamo una petizione. Si può dire petizione? Lanciamo la petix. La petix già c'è. No, No, la no. La petizione, La come si- petizione. Ah, ok, la ok. petizione. La petizione. In questo senso. Quindi, se qualcuno di Striscia la Notizia ci Bravo. No, questo era Pizzica, un segno guarda, lis, sei un dentro segno Io ti manderei proprio in galera diventare il comico. a Lucciardone. Non ti dico dove. No, ma questo era un segno lis per Ah, questo è un segno che Sì, sì, serve. Ulisse. esatto. E allora, Sì, Giovanni, segno lis. Allora, torniamo un Pizzotti, attimo. abbiamo passato questa quarantena bene, siamo stati a casa a fare quadri, dipinti, pianoforte, chitarra, musiche. Sì, scherzi, perché io qua, insomma, guarda, io stiamo bene. ho casualmente, diciamo, Trascritto. il tuo curriculum, Cioè, dove, trascritto, mi do- sa, mi dove sa che esce trascritto. fuori che tu sei un comico, un cabarettista, Una? cabarettista, no, mi sono impidogliato, Guarda pittore, che Ducchiacco sogno io, quello balbuziente sono io. pittore, scultore, attore, muratore, Quello elettricista, tubista. tubista, gommista, Gommista sì, gommista sì, pasticcere, pasticcere. Cioè, come fai assistente H, assistente, come fai sei anche un Ma tu lo sai che lui ha aperto- collaboratore scolastico? no, collaboratore scolastico, l'ho fatto per circa 3-4 anni nel lontano 2007. Ah, ok. Però- Quindi, però l'ha fatto. Ma come hai Tutti li fatto ho fatti. a conseguire tutte queste qualifiche? E qual è stata l'attività più, che più proficua. proficua? Ma c'è che stiamo bene stasera. Ah, Ho e non è, fatto non è tanti scritto, studi. non c'è scritto proficua, Per eh? fare tutto questo ho studiato sodo, ho fatto la gavetta, 6 anni di scuola media, Hai visto? l'asilo nido serale, Hai capito? e fra tutti questi me ne sono rimasti soltanto 2 ora. Che Un devi fare come- pizzico il comico e un pizzico il Il pittore. No, ma io ho visto, devo dire, mi ha inviato delle foto bellissime che ti prometto le pubblicherò. Se ti servono quadri, se ti servono quadri. Giovanni, mi serve un quadro, Giovanni. Ma scusa, No, ma lui fa dei quadri bellissimi sulla l'ho visto, sicilianità, l'ho sulla visto, sicilianità. l'ho visto. E quindi Ragazzi, ti faccio i complimenti. mi hanno contattato da Toronto, una galleria d'arte di quella
Tu lo sai, io una volta avevo iniziato anche a fare dei quadri, a dipingere. Ma poi Giovanni Sì? ti ha scalzato. No. Mi aveva contattato pure una galleria, questa qua che c'è... Isola delle Femmine. Bravissimo. Ma Ecco, siccome ecco. c'era troppo Pure- movimento... Scusa Maurizio, perché stai sminuendo quello che No, sta sto dicendo? sminuendo... Aspetta, ora ci arriviamo. scherzando. Sto sminuendo me stesso perché volevo fare questa mostra di quadri E volevi andare a Toronto? in questa galleria, ma era molto trafficata e quindi la gente non è era- riuscita a vedere i quadri esposti. Era una galleria non Ma illuminata. Maurizio, tu hai un futuro. Maurizio, tu hai un futuro. Un futuro, ho un Sei passato troppo più che altro, un passato. Sei troppo comico, sei più comico della Pantera Rossa. Ti dico un'altra cosa invece. Tu non sei stato solo, o perlomeno andrai a Toronto, ma tu sei stato A New York. tantissime volte a New York, sei stato tantissime volte a... Dimmelo tu perché hai Miami? a Miami, Chicago, Chicago, Vabbè, perfetto. questo sono New questo- Jersey. vabbè, New Jersey, vabbè. dove comunque è realizzato, Delle anche mostre. oltre che delle mostre e delle pitture che sono rimaste là, che non ti sei portato dietro, ma là hai realizzato anche dei programmi televisivi. No. Sì, ho fatto lì, sì, ho fatto Tuvo fa l'americano, Addirittura. che è un mio format per la televisione, che è già stato su TGS 7 Gold, su TVM. guarda che dove non io si può andavo dire in TGS, giro. non si può dire TGS, cosa ha detto TV Io non l'ho Gold? detto, io l'ho detto. Gold, TV Gold 7. 7 Gold. 7 Gold, Io non si può ho detto dire. 7 Gold. Ah, Io non ho l'hai detto detto. 7 Gold, io non Allora l'ho ho capito male No, io. né 7 Gold né TVM, no. Nel TVM, non l'hai Ho detto. fatto Ah. questo format, giravo l'America con la nonnina, che ormai qualcuno conosce, e mi Anzi, a proposito, divertivo come sta la a- nonnina? Come ha superato questo periodo appunto così molto, molto delicato Guarda, anche per le persone anziane, per cui la nonnina è... La nonnina, diciamo che ha fatto prendere un colpo circa 2 mesi fa. Sì? Stavo facendo fuori in villino il barbecue, carne arrostita, salsiccia. Sì. Si affaccia al balcone e ci fa all'altra signora, dice: signora, qui da me c'è un bel focolaio. Mamma mia, no. Sono arrivati i pompieri, vigili del fuoco, tutti con le tute, la guardia civile, c'è la protezione civile, tutti che spruzzavano. Mamma mia, però la fesseria, è sempre mio suocero, oggi- sempre mia nonna. Sì, bisogna Certo, stare vabbè, attenti fra a... sua voce, la nonna, tu proprio sei rovinato. Bisogna stare attenti a Vabbè, quello ma che là si siamo, dice. Ma là siamo, Vediamo là invece siamo. una cosa, la regia se ci invia invece... Perché non hai detto se la regia regge? Se la regia regge, Ecco. perché deve trovare... Ma ragazzi, ma che mamma mia, sono belli svegli. Sì, no, ma la regia... Il trailer di... il trailer, lo diciamo, ah. Il trailer. perché sono 3 filmati. Figli di Cruillas, la banda di Jackie Mezzacartuccia è un grave pericolo per la nostra comunità. Ci devi dare tutto l'oro! Me l'ho già dato ieri, ladri! Domani a chi toccherà? Abbiamo bisogno di rinforzi! Ehi Jack! Hai finito di violentare le novantenni! Ma che fa? Quella è la stalla letto! Lì sono le mucche! E quindi tu devi andare via da qui! A Dallas, in Texas. A Cruillas! Sì! Lì c'è un mio amico che ti aspetta, lo sceriffo. Non è veloce soltanto con la pistola, ma anche con il cavallo. Mi presento, io sono Frank, il nuovo vice sceriffo. Benvenuto a Cruillas. Dobbiamo sconfiggere un'intera banda di folleggi. Jack Mezzacartuccia e suo fratello Frederick. Adesso che ci sono qua io, i folleggi troveranno pane per i loro denti. Io sono Lawrence. Larians. Sceriffo, aiuto! Ti ha morso il serpente! No, si è bloccata la cerniera. Non dovevate mettere una taglia sulla testa di mio fratello Jack. Mezza. Mi racconta mia moglie, falla svagare! Sai, mia moglie non esce mai da casa. So tutto! Chissà cosa ti hanno messo in testa. Tu mi hai messo qualcosa sulla testa! Ah, perché tu lo fai? Sì. Io vado in ufficio.
Qui oggi qualcuno ha già preparato un bel pigiama a righe. Senti, Stella di Latta, forse non ti è chiara la legge. La mia legge. Signore, appena muore morto ammazzato, me lo lascia l'orologio. Forza ragazzi! Questo sarà il colpo della nostra vita! Sentite a carro! Cosa? Sentite a carro, l'unico battello! Voglio prendere Jack mezza cartuccia. Vivo o morto? Benvenuto a Quilas, vice sceriffo. Giovanni, prossimamente in streaming, giusto? Ci siamo divertiti. Noi non su Amazon Prime. Su Amazon. Ma su questo film c'eravamo pure noi. Ma noi abbiamo avuto sempre la sfortuna di fare film con Giovanni. E nei trailer non ci siamo mai perché siamo sempre l'effetto sorpresa. Ma lo capisci tu? È vero, ma no, va bene così, non è un rimprovero, Giovanni. No, lo so, perché la gente ci regalando un Gesù. È una cosa fantastica. Io lo so cosa. Guarda che ci sapeva un minia, porca miseria. No, invece no, io ti ho sempre ammirato. Fatto apposta. E quando dico io dico noi. Sì. Perché parlo al plurale. Al singolare al plurale. Io noi. Singolare maestatis. Dove? Esatto, io ti giuro, mai. Maestatis. Ti ho sempre ammirato perché comunque sei uno di quegli artisti che non si è mai fermato, nel senso che tu produci, dai programmi televisivi alle fiction. Mi ricordo ai tempi che è stata comunque sempre una genialata, la famiglia Adams, no? In siciliano. La famiglia Adams Sicula. Allora, io penso che nella vita meglio fare i fatti e non io mi lamento e io non concludo mai niente. Meglio che uno fa i fatti, pure che fai una cosa piccola, un bigliettino da visita, una piccola cosa, però muoversi sempre. E io sono uno che si muove e non posso mettere chili perché mi muovo spesso. Infatti, ma in quarantena come hai fatto? In quarantena ho fatto il pane, la pizza, lo sfincione, ma io posso mangiare beato tutto, tu, ma non ingrasso mai. Beato tu. Io so che di nascosto usciva di nascosto. Sì, a vendere il pane, che cosa, lui è anche fornaio. Ma che usciva. Non sei uscito? Stavo tutto il giorno a casa a dipingere. Gli unici 2 passi giù a dipingere, che ho un garage affittato e mi metto lì a fare i quadri. Mamma mia. Bello quadro. Quarantena, ragazzi, che quarantena. Però sono stato felice perché ho fatto un sacco di dipinti proprio. Però posso dire una cosa, Giovanni, a me è arrivata voce che tu in questo periodo di quarantena hai invece girato un film. Hai girato un film prima della quarantena. Nel periodo della quarantena. Non si deve dire. Prima. E perché ci ha fatto mettere la mascherina? Perché ci ha fatto mettere la mascherina? Ragazzi. No, cioè, dobbiamo essere sì. Ora comincia a picchiare. Dobbiamo essere un bel po' di mesi fa questo film dal titolo Chi non muore si rivede. E infatti noi siamo qua e ci siamo rivisti. Doveva partire questo film al cinema e ci siete pure voi con una bellissima parte. Non lo diciamo. Doveva partire a fine aprile scorso, però per questo problema del Covid ci siamo dovuti fermare e adesso stiamo aspettando i periodi giusti, i tempi giusti per mandare il film al cinema. E noi possiamo avere il piacere di mandare appunto un'anteprima, questo trailer, per invitare tutti. Io invito, non so quante persone ci sono in ascolto per ora, sono più di 30. Più di 30, sono più di 30.000. Sì, anche di più. Ragazzi, io intanto invito a seguire Giovanni Cangialosi sui social, sulle sue pagine ufficiali Facebook e YouTube, iscriversi, perché Giovanni, credetemi, lo dico prima di far vedere il trailer. Hai mangiato? No, ho bevuto. Hai bevuto, aspetta, vabbè. Prima di far vedere il trailer, non si beve. Secondo noi sarà un successo. Hai fatto veramente un bel film, ma te lo dico con tutto il cuore. Bella la fotografia, bello il trailer. Io non ho visto il film finito, ma se opera di Bruno Tedeschi. Se ti sposti, perché sembri Giovanni
Ok, Cose- perché perfetto, bravissimo. perfetto, bravo. Allora, Scusa, ero un po' così. sì. Quindi hai detto opera di Bruno Tedeschi. Regia e montaggio riprese di Bruno Tedeschi, bravissimo, che saluto. Salutiamo anche noi. Niente, io credo che sia un prodotto nato dalla nostra passione, voglia di stare sul set, voglia di, come dici tu, di esprimersi e di creare sempre un piccolo biglietto da visita. Allora, poi, se le critiche belle e brutte, poi non fa niente, uno non fa realizza niente. e poi si vede. Io spero solo, e lo dico con tutto il cuore, se il film regge per come è il trailer, io penso che sia uno dei più bei film siciliani realizzati negli ultimi anni. Quindi intanto... Ma io ti no. ringrazio, però... Poi Va bene, noi intanto... Diamo tempo al tempo, Giovanni. Intanto mandiamo il trailer, così poi passiamo ai saluti. C'è un altro artista in collegamento, però questo trailer lo facciamo vedere tutto perché ne vale la pena. Yes, ok. Buongiorno signore. Buongiorno, ciao. Se qualcuno ruba dei fiori per te, sotto Sotto è un ladro, ammonete. Costretto a scappare e qui non puoi più stare. Ma noi riusciremo ad aiutare chi è senza tetto. Anche io ho dato una mano a mia sorella che era senza tette. Mi ha fatto spendere un sacco di soldi. 15.000 euro a tetto. Costretto a scappare e qui non puoi più stare. A confessionale. Hanno in bocca a tua sorella. Lo sapete che cosa fa? Correte anche voi al cinema. Ma è così breve, io mi ricordavo il trailer quello più lungo. Io ti avevo mandato, siccome c'è la versione prima, seconda, terza, io ne avevo preso uno, il più corto, e avevo mandato quello. Perché io non ho fatto in tempo oggi a visionarlo, perché per me era quello. Guarda, io già mi ero messo comodo con io la bibita e popcorn. Già avevo comprato le patatine. Vabbè, non fa niente. Tu avevi visto la mannaggia. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Però già abbiamo creato più curiosità. È intrigante anche questo. Sì. Giovanni, sicuramente sì, ragazzi. Grazie per questo collegamento dalla Sardegna. Giovanni, però allora, una cosa su tua suocera ce la racconti velocemente. Dai, l'ultima cosa che... Velocemente, proprio ieri sono sceso per le scale, stavo correndo come un pazzo. Un signore mi incontra e mi dice: Giovanni, ma perché corri così? Che ha? Ho detto: no, niente, c'è la mia suocera sopra che ha rischiato di morire perché ha mangiato 2 chili di cozze. Dice: ah, stai andando dal dottore? No, pisciaiolo, ce ne sono da contare altri 2 chili. Bravo. Questa cosa era una battuta del 15-18. Però sempre bella, sempre. Poi chiudiamo con questi messaggi di positività. Ragazzi, io vi abbraccio calorosamente. Grazie, siete Gio. dei grandi, vi stimo sempre, siete i miei amici, vi stimo. Fate sempre della bella musica, grazie per l'invito e ci sentiamo presto. La prossima volta di presenza, Gio. Sicuramente. Verrò dalla Sardegna, verrò ad Alcamo. Ok, ci contiamo. Ci vediamo. Salutaci la nonnina Morgan, promettimelo. La nonna Rosetta, questo è il problema, basta guardiamo. Promettimelo. Ciao Giovanni, grazie. C'è mia zia della Sardegna. Ci vediamo dopo. Ciao. Grazie a te, Giovanni. sempre simpaticissimo. Che poi come fai in quei 9 kg e mezzo di statura 9 kg e mezzo di statura, come si dice? Però rende il concetto, anche Concetta rende. È veramente un vulcano, uno dei vulcani. Dopo l'Etna c'è Giovanni Cangelosi, perché assolutamente non si ferma mai, produce iperattivo. Ma chi è? Aspetta. Lui è. Buonasera. Non nominare quella famosa. No. Non so se darvi del voi. Vossia. Maestro no. Maestro non si dice. Togliamo. No. È offensivo. Però appena mi viene voglia di dirti maestro Ezio, maestro Noto, porca miseria. No, ma stasera no. mi devo privare.
Chiamami Sire. Sire, Ah, Sire, va bene. No, anche perché ma lo sai che ti ci chiamo c'è vero? una cosa, a me proprio esce come un desio di Riccio Maestro, proprio desio di Riccio Maestro. No, Giuseppe, no. Ma lui ha una bellissima pagina Facebook, devo dire che io seguo, come dire, con tantissima ammirazione, perché quest'uomo è troppo geniale. Lo sappiamo. È troppo geniale. Come si chiama questa pagina? Invitiamo intanto a chi volesse iscriversi o a seguire. Del gruppo, sì. Il re e la reginessa dei Babba Allegri. Uno spettacolo. Hai delle uscite geniali. Cioè, io al posto tuo scriverei un libro. L'ha fatto. No, ma su tutto quello che succede là. Sì, tu hai scritto tu più libri, questo lo sappiamo. Ma questo... Dimmi. Sono triste, perciò sono triste. Che succede? Perché Cangialote mi ha portato un ricordo terrificante. Quale? Il bosco alla Figuzza. Perché no? Scusami se io... No, io una sera parlo di una decina di anni fa, credo. Abbiamo fatto un concerto con Francesco Giunta ed Edoardo De Angelis in Sardegna. Mezzo euro. Poi ho chiesto ad alcuni amici del luogo, che saluto, approfitto per salutarli, i carissimi amici, una scorciatoia per tornare verso Caltabellotte. Non siete più arrivati? Sì, era quel fine anno e praticamente ha nevicato per 3 giorni. Praticamente io torno di notte con la mia multi, arrivo al bosco a Figuzza che nevicava e poi man mano mi sono comparse le renne, l'uomo delle neve, la suocera dei Cangelosi, tutto. Guarda, mi hai fatto ricordare... Non pigliavano, purtroppo... No, continua, scusami. Ti ho fatto ricordare... Mi hai fatto ricordare una cosa. Noi una sera eravamo a Castelvetrano con mio fratello. Non lo dire. No. Guarda, è una cosa assurda. C'è finito come la Figuzza. Eravamo stati in quel periodo di no, qua addirittura non c'era neanche in piena estate, quindi eravamo a Castelvetrano e siamo stati invitati ad una riunione di un corteo storico con cui abbiamo realizzato un video. E per una volta, dove era la riunione, c'era una segnaletica. Ma dove ti trovi al velodromo? Dove sei? Monza. Sì. Che ogni tanto sono zanzare queste. No, sono vicino a un velodromo. Ah, ok. Sai perché ora si apre la Formula 1 per cui fanno le prove. Quindi è l'eco dell'aeroporto di Agrigento. Ah, ok. Bella questa. Allora, eravamo usciti da poco, era finita la riunione e ci telefonano. Erano le 21:30. Una delle nostre mogli, non mi ricordo chi. Sua moglie. Ho detto io, fra mezz'ora sono lì. Ma quando tornate voi? Guarda, entro mezz'ora siamo lì, abbiamo finito la riunione. Per una volta, perché c'è cucancia è stata vecchia per la nuova. Non sape soccolassa, non sape socquacciova. Invece di prendere la strada che avevamo fatto sempre, proprio vicino dove avevamo posteggiato la macchina c'era un cartello che indicava la strada del ritorno. Bosco della Figuzza. Quasi. Allora ci mettiamo a camminare. Erano le 9:30. Siamo arrivati a casa. Indovina che ne siamo ritornati a casa noi. Non lo dire, amore. L'indomani alle 5:30, 6:20 di mattina. Siamo andati a finire non so dove nell'interland della Sicilia, dove non c'era illuminazione. Ma eravamo sempre a Castelvetrano, ma non so c'erano dove. Case, non c'era luce di autostrade. Abbiamo messo il navigatore, neanche il navigatore sapeva dove eravamo. Poi te lo giuro. La moglie ora tu dici, ma guarda,
mezz'ora e sono a casa, chissà cosa avranno pensato alle 6:20. Il tempo della strada, mezz'ora. Il tempo della strada e arriviamo, quindi succede a chi viaggia questo, succede. Ma invece parliamo di te. Sappiamo che avevi scritto un libro? Tocchiamo un tasto. Perché no? Ma hai sempre la possibilità volontariamente. non sei stato obbligato. No, ma non parliamo perché non è stato scritto. Ok, come si chiamava? O come si chiama? Come si chiamerà? Non lo so perché l'ho scritto, ma non l'ho letto. Va bene, ok. No, però può essere che man mano scrive. Mio padre non conosce la mia musica. Sì. E poi dopo un anno è uscito Tintinnabula, che è tutto un percorso dedicato alla tradizione antica delle campane di Burgio. Ah, ok. Tu intanto ricordiamo sei di Caltabellotta, giusto? Sì, sono nato a Sciacca, però dopo 3 giorni mi sono trasferito. Cioè non ti piaceva proprio stare a Sciacca? Ma ha deciso a 3 giorni, cioè sei uno subito. No, c'era l'ospedale. Ah, per questo. Con mia mamma poi abbiamo deciso di ritornare a casa. Okay. Va bene. E fra l'altro devo dire che tu sei veramente uno di quelli che pubblica spessissimo e che fa amare Caltabellotta, perché io ormai conosco le vie, le viuzze, le strade, la montagna. Cioè, ti sei affezionato, sì. No, ma perché attraverso te, ripeto, e questo poi è una delle funzioni anche, diciamo, degli artisti, che è quella di promuovere comunque il territorio. E tu lo fai benissimo. Ma a proposito di territorio, se la regia regge, io direi di inviare un inserto di un brano che, dico nel senso buono, Senserta, bravo, perché noi l'abbiamo fatto con Franco Fasano, questo Senserta, e lui ci chiedeva l'inserto che significa, mi dice Fasano. non lo capiva lui, ma con te già si può fare. E questo è uno dei brani che io amo tantissimo, mi piacerebbe averlo scritto noi in questo caso. No, veramente. La prossima volta lo scriveremo a 6 mani. Tra l'altro te l'ho sentito fare poi live. Ne farai uno nuovo ancora più bello. Te l'ho sentita fare poi live e devo dire che mi è piaciuta anche di più di questa versione. Live rende... Sì, perché dal vivo è sempre meglio che dal morto. Certo. D'accordo con te, maestro. Guarda, hai trovato le parole giuste. Quindi la regia secondo me lo manda. Lo manda? Sarà che sto tempo senza parole e canni lassa ogni giorno più sole. Sarà lo bisogno d'avere un padrone canni proteggi di l'acqua e lo sole. Sarà la stanchezza delle femmine sole. E quanto tempo perso a parlare e ne vennemmo più gente a dinare. Lo sudore, la forza e lo sole e la speranza e l'amore che amore. E sarà la stanchezza di l'uomini soli, tutti all'opera delle pupi e tutte pope e tutte all'opera
Pupi, 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 pupi senza occhi. E pupi, 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 pupi senza bocca. Tutti all'opera! Tutti all'opera! E dire pupi! Accomodatevi signori, prego! E tutti pupi! I nostri pupi! E tutti all'opera! Sono sempre all'opera! Pupi, 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 pupi senza occhi! Pupi senza bucca. Poesia, poesia. Mi piace veramente. Grazie, maestro. grazie, No, maestro no. Maurizio, perché stasera proprio Chiedimi scusa. Perdonami. Grazie. E invece, intanto invitiamo... E sprigionate in me Vai, finisci. tutta la parte ironica, e questo mi fa piacere perché di solito tendo ad essere serioso, anche nell'opera dei Pupi per esempio non è un brano che avevo pensato diciamo, c'è dietro un messaggio subliminale, si capisce, ma la cosa bella è che sprigioniamo in te la parte ironica e non quella erotica, dico, giusto? Maurizio, siamo in fascia protetta, Maurizio. Siamo in fascia protetta, Maurizio. Però è arrossito, la parte eroica, bravo, lui già ha trovato. Invece perché tu sei uno molto attivo, in questo senso giri tantissimo l'anno scorso hai fatto no, scusa. No, pensavo che giocasse un poco no, ci mancherebbe. No, è vero. Questo dispiace. Quindi... Solo un caso, diciamo, che poi tra l'altro guarito brillantemente, però giustamente il mondo è bloccato. La tua prossima serata invece? Il tuo prossimo concerto? La mia prossima serata sarà probabilmente ad agosto, probabilmente. Abbiamo 3 progetti in attivo che si stanno, cioè erano già fissate le date e tutto, però ancora ci sono dei problemi da risolvere, chiaramente. Ok, comunque già dico il fatto che hai qualche data comunque ti dà anche la forza. Ci sono certo, ma al di là di questo abbiamo un disco che abbiamo stampato e che non è uscito, praticamente non siamo riusciti a presentare, si chiama Pop-Off, un disco nuovo dedicato a un caro amico, un cantautore che è morto giovanissimo a 39 anni di Caltabellotta, che era un sindacalista, un cantautore, un musicista, che tra l'altro a cui sono molto legato perché mi ha fatto conoscere proprio dal vivo Rosa Balistrè, Ciccio Busacca, quindi tu hai negli avuto anni '80 questo discorso. Hai avuto il piacere di conoscerli comunque? Di conoscerli e di pranzarci assieme anche. Con Rosa ho avuto la fortuna di incontrarmi per più di 2 volte. Guarda, Rosa per me, la prima volta che l'ho vista dal vivo è stato in un localino di Caltabellotta, un ristorante, dove lei veniva con cari amici di Ribera, di Calamone e di Villafranca a mangiare la pizza e a suonare qualche canzone. Io una di quelle sere mi trovavo lì con i ragazzi, ancora ragazzi, chi fosse, ma ricordo di essere rimasto incantato da questa forza, da questa voce così profonda, così piena di significato, che lottava, che appariva tutto. E poi, diciamo così, sai, da ragazzo tu incontri una cosa così grande. Poi man mano ho concretizzato meglio la forza, la potenza, la pienezza, la concretezza, e poi ho avuto la fortuna di passare una giornata assieme a Rosa e a tutta la compagnia in una manifestazione che si chiamava La Notte dei Licanti e dei Liconti, si faceva negli anni '80 a Castiglione di Sicilia. È una manifestazione che era inserita nella Casey-Neide, si iniziava a suonare ai piedi di una scalinata alle 8 di sera, alle 6 prima alle 8 di mattina. Bello, e quella sera lì abbiamo avuto la fortuna di passare tutto il tempo con loro, no? Perché poi c'era Alfio Antico, per dire, c'erano i giovanissimi Concerto, per capirci, Ciccio Busacca. Ciccio Busacca invece, il top, diciamo il top. Di Ciccio Busacca cosa mi dici? Ciccio Busacca, io mi ricordo Ciccio Busacca a tavola, che era una cosa straordinaria. A tavola era una macchina parlante che è piena di aneddoti, di significati.
è uno che apprezzava tantissimo il vino, tant'è che quella tavola è rimasta, diciamo, per qualche ora imbalsamata, dopo le chiacchiere e il vino e il brindisi con Ciccio Bisaccia. Grandi figure importanti. Sicuramente, grande figura intanto della musica siciliana e non solo. Invece tu come ti sei avvicinato poi alla musica o alla musica siciliana? C'è stato l'incontro con Rosa o come hai iniziato tu? No, praticamente con Vito Marciante, il cantautore a cui ho dedicato il Visoff, e grazie a lui, non tanto perché la musica già la seguivo, perché con i gruppetti complessini, le cover, eccetera, già le facevamo, però con Vito ho capito che si poteva fare pensandola, di sana pianta, cioè inventando la musica, inventando le canzoni, che pare una cosa così, no? Ma invece non è così normale, no? E poi me lo insegnato. Quella è non stata siamo la maestri. No. Siamo alunni in questo caso, alunni. Poco. E questo ha aperto, diciamo, la strada per iniziare ad approcciarsi, grazie poi a tutto, perché noi siamo un contenitore, no? Tutto quello che noi apprendiamo, le conoscenze, le letture, la musica. Infatti nella mia musica non è che tu senti Rosa Ballestieri o la tradizione siciliana, senti il dialetto, probabilmente senti qualche eco, sentiamo Ezio Noto, perché comunque hai uno stile tuo. tuo. È quello che mi rende felice, perché cerco quantomeno, ma non è una ricerca spasmodica, cerco di essere me stesso senza emulare nessuno. No, ma sei riconoscibilissimo in questo senso. E l'impatto invece con il pubblico? Cioè, portare questa novità musicale, questo modo di fare musica in siciliano, però con i suoni che tu giustamente ricerchi, com'è stato l'impatto? È stato subito favorevole? È stato bellissimo perché, per esempio, no, l'impatto, il primordiale, dopo l'uscita nel 2011 dell'Opera dei Pupi, abbiamo avuto la fortuna di fare un giro attraverso Cari Amici per il Nord Italia. Abbiamo presentato per esempio il disco a Vinil Mania, abbiamo presentato il disco a Bologna, abbiamo presentato il disco a Fogliano della Chiana, in provincia di Arezzo, siamo stati a Pavullo nel Frignano, per dire, presentarti con... E poi il discorso è sempre quello, no? Noi ci siamo innamorati dei Pink Floyd, dei Beatles, dei Rolling Stones, senza capire allora manca una parola di inglese, no? La musica arriva comunque, quando tu hai un messaggio, o prima o poi, io amavo i Doors, no? Senza capire, poi ho studiato le traduzioni, la poesia che Jim Morrison sprigionava, no? Assieme agli altri autori che hanno collaborato con loro. E poi ho apprezzato ancora di più, però già per istinto tu lo sai, al di là, perché il linguaggio della musica appunto è il fatto che sia eterea, no? Che non sia ingabbiabile, è una grande forza che la rende libera e la fa volare nell'aria. Magia dalla tua bocca, perché questa è una cosa che dico perché a noi ci hanno sempre additato: voi col siciliano dove volete andare, per esempio, cioè, ma cosa volete fare col siciliano? Noi invece noi pensiamo invece che appunto la guarda, musica non ha confini. Io sono sempre uno che ama essere sincero. Ti dico, noi non abbiamo avuto un percorso facile malgrado tutto, nel senso che forse perché abbiamo cercato di rinnovare un po'. Ma no, ma anche non penso non ti so dire, comunque noi abbiamo sofferto tantissimo per guarda, quanti sono i musicisti professionisti che vivono di musica in Sicilia? Non è il problema siciliano e francese, è un altro il problema. Non è va bene, okay. La fermiamo qua. Ma invece proprio ultimamente tu hai presentato anche un altro videoclip molto bello, che è un brano poi molto toccante. È un brano molto toccante. Che farà parte di un disco nuovo che uscirà a settembre, si chiamerà Lo Paradiso è Caro. Ok. E anche lì c'è un ricollegamento chiaramente alla letteratura. Allora, siccome noi faremo partire siciliana.
Ora noi facciamo Scusa, partire scusa, l'inserto. no, un attimo solo, maestro. Forse me ne sono andato. Un attimo, Forse- volevo dire questo, siccome noi ora faremo partire il video dalla No, parte cantata, sì. musicale, No, volevo dire questo collegamento che è importante. Ti sentiamo. ti sentiamo, dai. Maestro? Allora, Aspetta. mettiamoci Ezio? d'accordo. Maestro, mi segui? Mi senti? Perché... Ezio? Mi sentite? Noi ti sentiamo. Allora, mandiamo Non mi sento più. Va bene, allora mandiamo il video. Da forchia di demonio, panza a terra mi cavao, da fronte una vampella come un cuore di Gesù. E io vado in carne, a voglia che mi fai, e dico sul dico, mi sempre ti sognai. E ritornare in cielo, l'alba che lucia, solo chi si debrazza, fecero a beniccia, l'anima dia, e quando ti passai, vi dico, vi sempre ti sognai. Così mi svezzicate, come serve Charleroi, con le potette fora, non so bello e verè. Ninne, che raggio che mi fai, vi dico, ancora sto a sognare. Sole sciate, 100 anni di scentrase, 100 anni di tornare. Adesso sono tarantola, non mi vede manca sto. Vi dico, sempre sognerò. Allora, ci risiamo. Complimenti intanto. Diciamo, abbiamo tagliato la parte introduttiva perché volevamo sentirla da te e collegarla al video. Allora, il discorso che stavo tentando di iniziare all'inizio, che poi è stato bloccato dal collegamento, è il seguente. Dicevo che questo si ricollega, il tema, alla questione Ignazio Buttitta in particolare, perché Ignazio Buttitta che è stato reinterrogato, che tratta l'argomento che non è altro che la tragedia di Marcinelle, che è successa in Belgio nell'agosto del 1956, quando 260 persone, 135 italiani hanno perso la vita per un pezzo di pane. Questo è parte, a differenza dalle persone citate nel Treno dell'Usule, no? Sì. Tu riscordi, Sì. per esempio, una persona che non esiste, no? Invece in Nella sono tutte persone che sono realmente esistite. Cioè, il video è dedicato ad Angelo Damiani, che è un ragazzo di 19 anni che è partito dalla sua terra, in questo caso l'Abruzzo, lasciando Ninnella al suo paese, è andato a Marcinelle a cercare un pezzo di pane per pensare al suo futuro e invece ha perso la vita in quel terribile scopo.
E noi, guarda, ti diciamo Era questo. questo. Noi siamo stati a suonare in Belgio e siamo stati a Nelle miniere di Blegny Mine. Blegny Mine. E abbiamo visto, sembravano come dire, I campi di i concentramento. campi di concentramento, veramente. Cioè, le miniere fanno paura. Quello che hanno fatto i nostri emigrati, perché fra l'altro salutiamo tutti i siciliani e tutti quelli dal Belgio che ci seguono, perché siamo in diretta anche su Radio Liegi Prima e su Radio Prima Liegi in Belgio, e quindi salutiamo tutti gli ascoltatori. E abbiamo visto con i nostri occhi, ti assicuro che veramente sembrava di essere nei campi di concentramento. Pauroso. Abbiamo visto dove vivevano, dove dormivano, come lavoravano, e ti giuro, guarda, ma già l'ingresso Era una stesso della situazione miniera. particolare. Io non so se tu sei mai stato in Belgio, sei stato No, non ci sono stato, però ho studiato bene l'argomento, è come se avessi vissuto quei momenti. Tra l'altro era un periodo in cui per un po' di carbone si promuoveva questa cosa, promettendo chissà quali fortune, e potevano partire le famiglie, e poi gli alloggi, come avete visto voi bene, erano nient'altro che accampamenti praticamente. Ci hanno raccontato poi che arrivato là gli hanno fatto firmare dei documenti dove in teoria lavoravano 7 giorni su 7, non avevano un giorno di riposo, donne. sono stati un po' raggirati, diciamo che Non potevano negarsi più al lavoro, perché sennò poi c'era la galera, cioè l'alternativa era o lavoro, galera o lavorare in miniera, quindi sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando. Sappiamo benissimo le misure di sicurezza che c'erano allora. Sì, paurose, guarda, paurose. Avevano il cardellino, una piccola scintilla ha provocato quella tragedia. Pensa che noi abbiamo visto anche, diciamo, chiamiamoli mezzi con cui scendevano nelle gallerie. Inizialmente portavano con loro un cane o un cardellino. All'inizio il cane, perché nel momento in cui veniva a mancare l'aria, il cane era uno dei primi di quelli a svenire o a morire, capivano che stava per finire l'ossigeno e quindi scappavano in un certo modo. Poi addirittura scendevano con delle gabbiette piccoline con degli uccellini, dei passerotti, perché diciamo avvertivano anche prima questo pericolo, e prima di andare via comunque. E prima di andare via, quindi riusciamo a capire, ripeto, di cosa stiamo parlando. Poi, se non ricordo male, Ezio, e poi ti faccio parlare, se non ricordo male, dietro tutta questa operazione c'era il nostro carissimo Stato, che si vendeva per un sacco di carbone la manovalanza nostra. Cioè noi siamo stati Lo Stato usati. Lo Stato italiano ha promosso questa cosa perché mancava la mano agli italiani, all'Italia mancava l'energia, mancava il carbone, e quindi è stato fatto questo compromesso, questo scambio, per promuovere questo scambio, sì, e sulla pelle chiaramente di molta povera gente, quando ad emigrare eravamo noi. Il sud, diciamo il sud. E poi sì. Poi volevo dire due parole, se mi consentite, sul videoclip, che la regia è di Peppe Catalanotto, un videomaker originario di Ribera, che è uno molto bravo, potremmo molto parlare. Non arriva la voce adesso. È di un poeta lucano che si chiama Mario Ciola. Mario Ciola. E praticamente, come avete sentito, non è un testo in siciliano, ma raccoglie i dialetti del sud Italia e delle regioni che hanno avuto, diciamo, a Marsinelle. Quindi c'è a Rondinella, per esempio, a Ritornella, che è calabrese, no? Chiaramente. Bellissimo comunque, molto bello. Poi c'è vi dico su Vudico è una citazione di Buttitta, no? Vudico è la simulazione dell'amore, no? Dico per sempre ti sognare. Insomma, niente, queste due cosette non vi voglio più. No, ma noi guarda, ti ascoltiamo con molta ammirazione, perché sappiamo la tua preparazione dal punto di vista culturale, ma anche nell'ambito della musica siciliana, tanto di cappello e tanto di rispetto. Noi siamo felicissimi di averti qui in collegamento con noi. Quindi, nuovo disco in uscita a settembre, mi dicevi? Dobbiamo presentare Pop-Off prima possibile, perché già era programmata la presentazione
che si sarebbe dovuta fare il 16 maggio all'Auditorium della Rai, ma purtroppo è saltata anche quella. E adesso ne avremo due perché l'altro è in stampa, praticamente quasi in stampa. Il messaggio, quando è così prenoti gli studi della Rai per 2 giorni, monti una volta, fai 2 spettacoli diversi e quindi promuovi quello che hai realizzato come giusto che sia. E invece libri in cantiere? Grazie. A libri adesso, ma guarda, sono stati una anomalia. Con mio padre non conosce la mia musica, ho ripercorso un'autobiografia chiaramente con le sensazioni più belle che mi sono capitate in questi anni di musica e di arte, quindi è un libro che suona tutto. Ma ho visto che è un libro che è andato anche bene, ti ho visto girare l'Italia, da Torino alle fiere. Ho presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, sì, diverse volte a Palermo, insomma, avendo l'editore molto contento e quindi probabilmente ne faremo altri. E poi niente, e poi sono il 32 e c'è adesso l'altro maestro che deve inserirsi chiaramente. No, tranquillo. Noi io intanto vi ringrazio molto. Siamo noi che ringraziamo te. Spero di incontrarvi al Bosco della Fecuzza quanto prima. No. Appena andremo a Castelvetrano te lo facciamo sapere. Ti chiamiamo, va bene, ti chiamiamo. Maestro no. Ezio. Non fate più questo errore, per cortesia. Ezio. Un abbraccio a voi e un abbraccio a tutti. Speriamo di vederci presto, ok? Grazie per esserci stato. Bocca al lupo per tutti. Teniamo duro. Grazie mille. Grazie, ciao. Ciao. Incontri che fanno crescere. Sì, incontri che fanno crescere. È molto preparato lui. Preparato. Cioè, noi veramente. Lui dice maestro, no, ma professore. Molto preparato. Diciamo che conosce bene gli autori, gli artisti e scrittori siciliani perché parla, come dire, molto facilmente facendo citazioni e recitando versi. Ora io devo andare a studiare tutto quello che ha detto. Comunque noi dovremmo incominciare a studiare anche un po' Buttitta, Sciascia avevo capito, bisogna noi buttarci tipo su questo. Buttarci su Buttitta. Va bene, perché ci sono sempre cose interessanti ci mancherebbe da scoprire. E intanto noi cambiamo ancora pagina, cambiamo ancora artista, ma sempre siciliano. Un artista Polianna. Polianna è un cartone animato, poliedrico? Polietnico? Etnico? No, un po' di etnia c'è comunque. Certo, ma fa parte della... Non lo so. Intanto aspettiamo che si Intanto è in movimento, un artista che non sta mai fermo, guarda. Vai. Collegato, sono buonasera. Ciao. Va bene. Da quanto tempo non ci vediamo, da quanto tempo non ci abbracciamo. Ma questa quarantena, ma come si deve fare? E Biagio Antonaccio lo sapeva, e quanto tempo è ancora? Lo sapeva. Quanto tempo è ancora? Tempo è ancora. Nanà c'entra sempre, Nanà sempre. Ma scusa, possiamo una cosa? Ho pensato una cosa, ma non possiamo depositare alla non lo dire! No, ma già l'hanno fatto, tutti e tre. Nanà, se lo depositiamo in SIAE. C'era un brano Pupunanna, com'era questo? Non me lo ricordo, c'era un altro brano, quindi Pupunane, qualcosa del genere. Comunque facciamolo prima, domani depositiamo perché già c'è qualcuno che l'avrà fatto. Oggi è un live. No, io Astro del Cielo, voglio depositare Astro del Cielo. Del cielo? Bianco Natale, la intitoliamo Bianco Natale. Bianco Natale, sì, mi sembra è un titolo che non ci sia, non esiste, mi sembra questo brano, no. È un brano nuovo, un inedito. E quando uscirà, Gianni, quando uscirà? Io depositerei Covid 2020, ad esempio, no? Che anche se perché è depositato il 19, ma il 20 no. Questo è da deposito. Ma anche negli anni a venire, 21, 22.
Uno deposita e poi si vede. E allora cambiamo per me discorso. cambieranno subito il Nel tuo caso il ricovero ci vuole. Sì. No, ma non scherzi, guarda, io ancora, visto tutte le serate che abbiamo, la notte non dormo perché penso, mamma mia, domani devo andare, ho una serata a casa. Domani No, devo andare a domani casa. resto a casa e quindi vado a letto alle 3, alle 4, tanto per cosa mi devo alzare Facciamo domani un mattina? piano, domani resto a casa. Oggi restiamo a casa, Domani ma resto già a casa. tu hanno fatto di Hanno tutto, fatto, hanno domani fatto di resto a tutto. casa. Tu domani, ad esempio, dove Domani sei a resto a suonare? casa. Dove sei a suonare domani sera, ad esempio tu? Domani ufficialmente dovevo essere a Canicattì, oggi dovevo essere a Marsala, ieri dovevo essere a Castronovo di Sicilia e quindi ogni giorno guardo il tablet e la notte ho gli incubi. Cambia Perché tablet, magari- comprane uno nuovo che non c'è scritto niente. E ogni cosa che ti entra parte da lì, perché bisogna fare così, bisogna fare così. No, E ma il è tablet, è ecco l'abitudine. così. Devo cambiare il tablet pure io. È l'abitudine, scrive l'abitudine, perché Renzi- avendo già tutti gli impegni iscritti, Renzi- logicamente tutti i novelli sposi tutti i futuri sposi hanno rinviato a tempi migliori. Io non e mi quindi voglio in questo mettere nei tuoi periodo ci panni dedichiamo. nel 2021, perché tu secondo me farai matrimonio alle 6 di mattina. Ad orario. Ti combinerai come cantanti neomelodici napoletani, cioè avrai bisogno di 3 service, 4 service dislocati E noi ci mettiamo a disposizione. e noi eventualmente per il service ci possiamo pure pensare noi, ti facciamo trovare già tutto montato. Tu arrivi, ti fai la tua mezz'oretta, 5.000 euro, tu già la Porsche fuori posteggiata, sali sulla macchina e noi già ci facciamo trovare in un'altra sala con gli strumenti. Noi dobbiamo Non anticipare dire- sempre non la- dire ste cose che ci credono veramente. Non esistono, non esistono né Porsche né 5.000 euro né niente. Non dire fesserie che non esistono queste pizzerie. Magari. Ricordati però che siamo due. Uno monta in una sala, uno monta in un'altra sala, uno smonta, tu trovi quella montata e io già vado a montare in un'altra E io sala, smonto. lui smonta, dico, questo lo possiamo fare però. Dai, anche a gratis, anche a gratis. Basta che ci fate fare qualcosa, basta che ci fate fare qualcosa. Cioè, basta che si mangia, basta che si mangia. esatto, Ancora ci ma sono Anche, delle anche in persone- sala, anche in sala. Scusa, nei matrimoni si mangia Anche in gratis. sala. Si mangia gratis. Se fai il regalo in busta, se fai il regalo in busta, sì. Aspetta, no, perché Ah, a noi noi è è successo una volta che ci hanno detto, guarda che lo sposo ha detto che dovete pagare il pranzo voi. Cioè, a fine serata Ti giuro. ci avevamo portato il conto. Ti Ho detto, giuro. ma tu stai scherzando? Ma vero? Te lo Ti giuro. giuro. Ma vero? Sì. Ti giuro. No, questo non mi è mai No, successo. no, a noi c'è successo. Cioè, ragazzi, vedete che lo sposo non ha pagato il vostro Voi non pranzo. siete considerati, Non quindi siete considerati nel dovete circa 200 euro. Cioè, ma lei sta scherzando io ho per detto, ora? scusate, perché non ce lo dicevate prima che noi neanche Non mangiavamo, ad No, esempio. no, neanche suonavamo, quello che non scusa. mangiavo, scusa, non l'ho capito. E lui ha detto, allora, per bontà mia vi dico che questa sera il pranzo è stato offerto da me, il proprietario della sala, il Infatti. direttore, ti giuro, ma ci hanno chiesto i soldi, ti giuro. Ma io è vero che non avevo No, ma ti niente credo, dietro. ma ti credo. Non avevo niente dietro. No, per no, cui- gli strumenti potevamo lasciare come pegno. A lavare i piatti, a lavare i piatti. Ma comunque, dai, scherzi a parte, ma è la verità. E allora noi sappiamo perché ti seguiamo sulle pagine Facebook e tu hai un seguito mostruoso e Ma la milioni di visualizzazioni perché sei il suo comunque virtuosismo, si può dire, virtuosismo si può dire? si può dire, in questo caso si può dire perché comunque lui è uno che produce Parli con me? Ti sto guardando, sì. Ah, ti guarda. Ok. Dimmi, Mauro, scusami. Mauro, no. guardo anche te. Ah, Mauro, sto geniale questo. geniale. Questo non c'era mai successo. Sembri in studio con noi. Ho capito, ho capito. No. No, perché comunque sei uno che realizzi tantissimi video. La hit del Sì, momento mi diverto. in bracci, sì, no, ma stai al passo con i tempi. E noi proprio così, se la regia arregge. Ma perché? Perché ormai è Arregge. partito così, se la regia, perché la regia dovrebbe Non è regge. Arregge è tipo, non so, mi sembra Ma un poco discriminatorio. No, Invece la regia se arregge, che riesce a capire che deve inviare.
domanda sorge spontanea. Ma guarda di... Depositato. Depositiamo a Nanà. Ma una domanda sorge spontanea. Nanà Sciccarello. Bellissimo il brano, bellissimo il video, bellissimo. Sì, ma un dubbio ci deve togliere. Ma come hai fatto a camminare sulle acque? Cioè, questa è una cosa che ci ti vedevamo camminare sulle acque. Hai fermato. Ma chi era Mosè, Noè, Gioè? Gioè, chi Gioè? Nanà. Che a spacchi di brutto. Tu devi sapere. No, tu devi sapere che c'è una legge di gravità in cui quando tu già inizi a superare un certo peso comincia a fluttuare. Ok, allora ci devo provare, io devo cominciare a provare. Ma non fare vedere la panza. No, che bella panza che tieni. Io c'ho la panzera rosa. La panzera rosa. La panzera rosa, siete miti. Me la dai? Me la dai? Che bella panzetta che tieni. E allora Giancarlo, il bene che vi voglio è illimitato. È come luglio, no? La stima, ma ne approfitto per dirvelo in diretta perché anch'io vi seguo e so i sacrifici che ci stanno dietro il nostro lavoro, dietro le nostre produzioni, tanta passione e tanto amore, e quindi avete tutta la mia stima incondizionata. Lo puoi dire perché da noi sono solo sacrifici. No, ma io ti voglio dire un'altra cosa, visto che ci segui, ma puoi togliere gli abbaianti, perché ogni volta... Non è lui! Come? Si dice che ci segui? Non è lui! Non è vero? Non sei tu che ci segui? Io vi seguo. Ma no, con gli abbaianti. Basta togliere gli abbaianti. Poi un abbagliante ci può seguire quanto vuole. Ah, perché io disturbo. Magari sto lavorando in studio, sto registrando, mi preparo per fare qualcosina, ma arriva la notifica Calandria, nuovo video, tiri tuppete e tiri tappete. Nuovo video, questa serenata bella fu. Ora ci arriviamo. Dobbiamo raccontarti una cosa. Abbiamo avuto il piacere di avere due grandissime veramente maestri che ci hanno suonato, hanno collaborato a questa serenata. Ma io volevo arrivarci dopo, ma ormai ci arriviamo prima. Ci ha aperto la... Ha lanciato l'assist. Ma ho lanciato l'assist. Lui è tipo Pirlo. L'assistiamo. Si dice Pirlo? Sì. Non è offensivo. No. Nel dubbio a Tia è solito dire Berbonolo. È un grande regista, quindi lui fa gli assist. Allora, io volevo partire da una domanda per arrivare poi a questa. Intanto, la famiglia Renzi diciamo che è un'istituzione nella musica in Sicilia, perché ha iniziato sicuramente papà, troppo giusto? Buono. E da papà... come no. Ma scusa, prima di papà? Prima di papà? Qualcuno che suonava nella vostra famiglia? Nessuno. Lui è stato ed è il capostipite. Bella come inizia papà? Perché ripeto, è facile ora dire come hai iniziato tu. È ovvio che magari sentendo suonare papà o stando vicino a lui la voglia è riuscito comunque. Ma no, non è così. Non è così. Raccontaci allora. La batteria. A me piaceva la batteria. Io a 5 anni ho iniziato a studiare la batteria. Poi giocavo con il violino perché mio padre mi faceva giocare con il violino e nel frattempo mi alternavo tra la batteria e il pianoforte. Ma io il violino non lo consideravo assolutamente. Ma io alzo il ditino. Cominciando a studiare. Lo sai perché? Perché sicuramente tuo padre ti ha consigliato bene. Figlio mio, pensa alla batteria. Cassa, gran cassa, piatti. Montare, smontare, caricare, la macchina. Un violino. Guarda, ma sicuramente... No, io iniziai a suonare la batteria con lui. Addirittura. E quindi praticamente io già ero ribelle, quindi all'età di 11-12 anni, papà, ma io perché devo guadagnare quanto il tasterista? E la paga quella, vabbè, allora io non voglio più suonare la batteria, basta. Hai fatto bene, hai fatto grande! Quindi tu a 11 anni già salivi sui palchi da batterista? Sì, accompagnavo Rock On. All'epoca non è che c'era la tecnologia di oggi, quindi certo. Quando tu dovevi eseguire un brano e mio padre doveva eseguire 2 o 3 brani, qualche intervento nelle varie feste di piazza, tu trovavi già il gruppo musicale, non trovavi la console. Quindi all'epoca era il momento di Rock On. E suo tempo con la batteria non lo sapeva fare nessuno.
allora, quando mio padre si presentava in queste feste di piazza, io piccolino, 8-9 anni, Mario, il batterista, non lo sa il brano, e mio padre, c'è mio figlio. Mi guardavano nico nico, diceva vabbè, e ridevano. Invece poi cominciava a suonare. Peccato non avere documentazioni. Certo, molte documenti. cose si perdono, Diciamo ovviamente che in quegli mancava la anni. tecnologia, No, i telefonini. ma anche il fatto stesso di registrare per conservare, diciamo che non era tanto nella nostra mentalità. Sì, ma era molto tutto Assolutamente. tutto Anche se devo dire che forse le assolutamente. cose più belle si sono fatte in quegli anni, tutte le scoperte. Oggi cavalchiamo, vuoi o non vuoi, l'onda di molte idee, diciamo, che sono nate negli anni 60 e negli anni 70, ma la stessa musica, vuoi o non vuoi, di riflesso catturi sempre qualcosa che fa parte poi della musica Mamma mia, classica. Peppe quando dice attinge, Come lo dice lui, nessuno. Perché cosa ho detto io? È una brutta parola. Attinge no, attizzasi. Non lo so, non lo so. Dimmi. Comunque si E vede comunque, che è un mio continua. Dimmi, Maurizio. Aspetta, continua, io non sono abituato, continua Giancarlo. Allora, ti stavo... Maurizio, allora, Peppe, Dimmi sto pure. dicendo una cosa a tuo fratello. Sì, dimmi. No, da questo lato, Allora. Maurizio. Aspetta, no. Allora, Sì, da questo la lato. domanda... Il capostipite è stato mio padre, dei violinisti. Sì. Ok. Quindi, perché mio nonno faceva il contadino. E avete tante finestre voi? Che c'entra? Ha detto stipite. Maurizio, io abbandono il campo. Io no. Tu Scusa, Maurizio, no, tu scusa se la mia ignoranza non supera la tua. Non hai detto capostipiti. Le stipiti non sono Capostipiti. Io ti chiedo umilmente scusa. No, ma che mi chiedi scusa? Dal vivo facciamo di peggio quando siamo in diretta. No, ma io mi permetto. incontriamo, quindi. Mi permetto perché sei tu, sai la stima che Sì, che che... La stima. Lo sai, la scrima, sai lo stipo. no. Sai lo stipo che ho per te io. Sai lo stipo che ho per te. E allora quindi. stavi dicendo, scusa, no, ti faccio finire il Mi discorso. confondevo. Ma tu hai capito che stavo lui ha dicendo cominciato niente, il suo capostipite? Allora, No, no, perché no, papà Maurizio non ha c'entra iniziato- niente con noi. Appunto, No, tu hai rispetto iniziato al una papà. famiglia di violinisti. Siamo una famiglia di violinisti e continuiamo ad essere una famiglia di violinisti. Quanti violinisti? Quindi. Cioè voi avete un'orchestra, siete l'orchestra o la parte archi? Gli archi già Allora, ci sono io, Gianni Renzi, c'è mio padre Mario Renzi, c'è mio fratello Leandro Renzi, c'è il piccolo Giovanni, che sta crescendo e sta studiando violino, c'è mio fratello Mario Renzi Junior che fa il DJ, si diletta a suonare la chitarra, insomma qualcosina, anche lui nella musica. Due mie sorelle che fanno le ballerine, un'altra sorella che fa la mamma a tempo pieno. Ma chi era quella Basta. famiglia che è diventata famosa? Uno poi Michael. Il Jackson 5. È qui? Il Renzi Il Jackson 5. Il Renzi 5. No, ma noi ridiamo e scherziamo, ma ad esempio, se io ricordo bene, può essere tuo padre suonava in TV sul Con i Rai? Bee Gees. No, il Rai. No, può essere che è stato Sì, il Rai, diverse volte a Fantastico Domenica In. 5, Domenica In, il Cappello sulle 23, Blitz con Gianni Minà, l'era di Pippo Baudo con La Fantastico Giara, può 4, essere il premio la 5, 6, Giara? La Giara d'Argento, il Festival di Sanremo. Istituzione. Me li ricordo questi tempi, me li ricordo. E tu giochi Me li col ricordo capostipite, Maurizio. E tu che ricordi hai di questi? Cioè, qual è la cosa, il ricordo più bello che hai o di una tua serata o di una serata di papà dove comunque tu eri presente, qualcosa di bello anche per un attimo che vi ha fatto sognare? Dico, Mi ricordo nei tanti spettacoli che abbiamo fatto durante gli anni, mi ricordo due particolari. Il primo fu una sera, non ricordo dove, c'era il filo di massa che non funzionava all'epoca nel service, abbiamo suonato tutta la sera prendendo la corrente. Quindi tu appena toccavi le corde, che sia della chitarra, la tastiera, del violino, ti arrivava questa scarica leggera. Abbiamo terminato 3 ore di spettacolo tutti in macchina. Elettrizzati, si può dire elettrizzati. Tutti. Ieri sera il Renzi hanno elettrizzati, fatto una tutti serata elettrizzati. elettrizzante, no? Sì, proprio ieri sera erano scatenati proprio. Va bene. Gli occhi facevano poi- pupi pupi. E poi l'affetto
l'affetto del pubblico, e voi lo sapete meglio di me, voi lo sapete meglio di me. Quando tu hai l'affetto del pubblico ti ripaga di tutti i sacrifici, di tutto, di tutto. Sentire quelle persone che ti guardano e cominciano ad applaudire, niente, è impagabile, è assolutamente impagabile. Non esiste biglietto. Ma noi vediamo anche durante le tue serate, perché girano tantissimi video, cioè che tu pensi, vabbè, con il violino come fai ad animare una serata? Ma in questo siete, ma suo padre siete sicuramente bravissimi, è un cioè siete i precursore. Gypsy King del Si fa, violino. si fa perché continuiamo a studiare, non ci arrendiamo, sperimentiamo e quindi a me piace sperimentare sempre cose nuove. E poi con la musica è musica, non c'è una cosa che si può fare. Come i Calandra e Calandra hanno sperimentato i canti tradizionali riarrangiati in versione moderna. Con la musica è il linguaggio universale, si può fare in tutti i modi e si può fare in qualsiasi genere. Basta volerlo. E noi ci ricordiamo, Stasera. del maestro Renzi e a me piace raccontare le cose per come stanno. Eravamo in studio di registrazione, dovevamo Non mi fare emozionare. mettere No, la è così. sezione dei violini. Dice, guardate che io lo conosco, uno bravo, noi non ci conoscevamo. Però è uno, vabbè, tosto, non ti preoccupare, non ti è preoccupare, qua, chiamalo, a noi ci serve questo. E quando il maestro Renzi ha suonato in alcuni brani nostri, ha fatto un gesto, come dire, che non dimentichiamo, che non possiamo mai più. dimenticare. Ma non tanto per il gesto, ma No, perché se subito si è dimostrato quel rapporto a pelle così bello, così. è scattato, come dire, una non guardarmi male, che ma è così. bravo a farlo, Ma porca caspita, miseria. sì, perché lui sa che o altri due schermi riesce a farlo, no, perché ma io... tu devi, di qua ti devi girare. Dove? No, di qua, verso me. me dov'è? Lui è nel centro, per cui ecco. Ah, Parliamo con Renzi. Ed è sì. lui che si deve girare. Ok. Ecco. E ora fa un colpo qua, un Sì, colpo un là. colpo qua, un colpo là. E Si è allora, fatto volere bene sin da subito. hai capito, Gianni? Ti An- sei fatto volere bene. Anche se, come dire, questa è una cosa Grazie. che non la puoi costruire, è una cosa che va Ma è nata subito a pelle. si può dire. Per E, cui- e noi, Ma che cosa ho fatto? vabbè, No, quello- no, noi vabbè, lo no, sappiamo, noi però lo sappiamo e tu lo sai e tu pure, lo sai però pure. non è Appunto. E noi ti ringraziamo, E noi ti ringraziamo ancora. per tutto quello ma che hai soprattutto fatto. per l'amicizia. Ecco, siamo diventati amici, noi siamo diventati amici. È successo questo, la cosa bella quando si può definire la parola amicizia con la A maiuscola, noi quel giorno siamo diventati amici, ci siamo conosciuti e siamo diventati amici. E non c'è cosa più bella. E Poi- noi abbiamo avuto il grande piacere di averlo nei nostri brani. Ma anche alla presentazione del nostro disco abbiamo avuto No, ma ospite è immortalato, diversi, in quei sì. suoni c'è. Lui con noi Gianni. c'è, ma soprattutto ha messo i violini in un brano che sta andando abbastanza bene. Abbiamo realizzato anche un videoclip che parla delle serenate, delle classiche siciliane, serenate siciliane, e il violino struggente, le note che mettono, come dire, La pelle d'oca. la pelle d'oca, diciamo, abbiamo avuto il piacere di avere la magia e il tocco alle note di Gianni Renzi. Ma Grazie. non so se hai scoperto quello che sta succedendo Su questo brano. su questo brano. Speriamo di far vedere, prima siamo ansiosi di vedere la nostra puntata, però dobbiamo dire che questo brano ha fatto proprio da veicolo. filo conduttore a tutta la puntata che abbiamo registrato, quindi quanto prima poi vedrai anche quello che Bello. abbiamo realizzato. Ma anche tu di recente hai realizzato un bellissimo video con una bellissima fotografia, curata fra l'altro, possiamo dirlo, Sì. dal maestro Certo. Massimo Scalici, un amico che abbiamo in comune, e Il quindi numero uno, il numero a uno. Palermo, in comune a Palermo. Ad Alcamo. No, non è ad Ah, Alcamo. non è a Ficuzza. No, a Fiocuzza no, non porta bene, abbiamo visto ad alcuni. Quindi se la regia regge, io direi di mandare questo video.
ho visto una cosa, lui ha anticipato i tempi. Tenebroso. Lui ha anticipato i tempi, Gianni. Lo sai perché? Perché? Perché hai visto nell'ultima scena, si è fatto in 4, perché già sapeva che un altro anno dovrà farsi in 4. Ma io cosa avevo tutte detto le prima? serate. No, dico, ma è premonitore questo Tu discorso. pensi che io l'ho detto a caso? Ma chi è Nostradamus, Gianni? Chi è? Tu sei proprio lo anticipo. Ma un dilettante, guarda, ho registrato un video dove ero da solo in quarantena e poi mi sono sdoppiato in 4. Spettacolare, spettacolare. E invece per il futuro, in questa quarantena hai sviluppato qualche idea, hai scritto qualche altro brano, qualche altro arrangiamento? Tante idee, tante belle idee. Adesso ci stiamo rimettendo in forma e stiamo ricominciando a lavorare, a registrare, a creare nuove situazioni, nuovi progetti e nuove idee. Quindi Tra cui tra le tante un'idea che ti ho spiegato per telefono ma che non diremo stasera perché ci tengo in modo particolare e devo ringraziare le persone che mi hanno detto sì. No, perché, no. Chi è che si è sposato? Chi è che ha detto sì? Ma chi c'era? C'era un prete che... Degli amici. Ah, non era un matrimonio, non era un progetto che nascerà. È un progetto che nascerà nelle prossime settimane, quindi. E noi ringraziamo questi che ti hanno detto sì. Ma io non li conosco. Ma ringraziamo però anche a chi ha avuto l'idea per fare dire sì, giusto? Per fare dire sì. Scusami. Per fare dire. E ringraziamo anche. Tu non ne sai niente, che voto? Appunto, ma nessuno ha detto no. Ma la sorpresa... L'importante è che nessuno ha detto no. Se è una sorpresa, se te lo dico. Sorpresa. Se te lo dico non è allora faremo una puntata poi a 3. A sorpresa. Più 2, cioè 3. Più 2, 5. Una puntata a sorpresa, non lo deve sapere nessuno. Faremo una puntata a sorpresa per svelare questa sorpresa. Va bene. La faremo prima di Pasqua, però. Questo diciamo. Quale Pasqua? No, la sorpresa la faremo prima. La sorpresa. Vabbè, dai, Gianni, perdonalo. No, non sanno quello che fanno. Non sanno io vivo con le battute di Maurizio. Cioè, io quando ci vediamo in studio, quando venite a Palermo in studio e ci vediamo, io mi diverto. Cioè, io sto tutto il giorno in allegria perché penso alle vostre battute già. Io invece giornata positiva. Non vorrei pensare male, Maurizio. Così mi fai arrossire. Ma tu lo capisci che lui pensa. No, ma si diverte con noi. Anni di studio e tanta passione crea un maestro come Gianni Renzi, che bravo. Lo sappiamo, Salvo, mica ce lo devi dire tu. Ma tu lo conosci a Salvo che lo tratti così, scusa. Grazie. Non lo so, ma tu come tratti le persone che sono così collegate con noi? No, ma sento dire Salvo, lo cioè, se lui non lo scriveva ora io non potevo ricordare. Allora, Salvo Cambria è un altro vostro fan, perché Salvo Cambria è il manager di Concadoro Viaggi, nonché il presidente del nostro gruppo Promessi Sposi. Hai visto? Vi siete conosciuti alla Fiera del Mediterraneo. Mi ricordo. Ok. Ciao Salvio. E lui quando si parla di musica, di arte pura, saltano sempre fuori anche i Calandra e Calandra. Ok. Quindi ecco, saltano. Esci fuori completamente. Grazie compare Salvo. Questa è la mia altezza. Salvo, noi stiamo scherzando comunque. No, ma mi permetto con te, non l'ho mai fatto con nessuno, ma so che diciamo posso farlo, diciamo. Tu dici, va bene, poi ci saremo. Va bene, Gianni, allora averti qui con noi è stato un piacere. Mi sembra una canzone, però detto così, averti qui con noi. Che non dimmi, lo so. Guardami, è stato un grande piacere. È stato un grande piacere. Ma invece il piacere innanzitutto è stato mio. Ma voi io sento sempre parlare a Rai, sta venendo la Rai a fare una puntata per i canoni. No, è venuta la Rai per il canone. Mettiamolo così. La Ryanair, ok. Ryanair. Sì, no, non bisogna. No, diciamo. No, qualche notizia è stata pubblicata. Non so se si può dire o meno. Si può dire. No, ormai lo sappiamo pure noi. Lo sappiamo, appunto, perché c'è stato un giornalista locale
che ha subito messo... Vabbè, dai, ci Ma sta. no, Ma ci il sta. mestiere del giornalista è Ma questo. la cosa, no, sono delle belle cose. Questi artisti sono così. Se i giornalisti non ne parlano, e allora i giornalisti non parlano. E tu ti ricordi di quella- dove farete questa cosa? No, Dove è già farete stata questa fatta, cosa? è già stata Già è fatta. stata fatta. Ah, Già stata è già girata. stata fatta. È già stata fatta. Ad Alcamo? Sì. Ad Alcamo, a Castellammare, Castellammare. abbiamo fatto, si può dire, Castellammare. una 3 giorni dove faremo vedere le bellezze del nostro territorio. Sarà raccontato Bellissimo. un po' la nostra... E quindi il comune di Alcamo e di Castellammare, per ringraziarvi quando finirà il Covid, chiamerà Claudio Baglioni, Giovanotti, Mietta e tutto Guarda, il resto. non giusto? voglio dilungarmi e non voglio creare polemiche Guarda, in questa sede. Guarda, tutti i nomi che hai detto tu sono scritti qua. Non ne hai sbagliato neanche uno. Però, Davvero? sì, anche Mietta. Cioè, Come Tietta? Mietta. Proprio Tietta. Anche proprio. Mietta. Vabbè, ma sappiamo Gianni, tu sai benissimo come funzionano queste cose. Noi non vogliamo Sì, fare ma polemiche. figurati, si scherza. No, ma lo sai qual è le nostre risposte? Poi noi le diamo con un i brano fatti, nuovo, con i fatti, con un video Ma nuovo. sai, Peppe, non è che si fa polemica. Questa quarantena ci è servita anche a capire che a volte dire qualche piccola verità non fa male. No, ma Assolutamente. Perché, come dicevo poc'anzi, ci sono anni di sacrifici, quindi voi valorizzate sempre la nostra bella Sicilia, valorizzate la nostra provincia, perché nel mondo si dice sempre Sicilia mafia, ma quando vedono un video dei Calandra e Calandra si capisce l'amore dei siciliani nei confronti del mondo, quindi perché non valorizzare i Calandra e Calandra e di conseguenza la Sicilia? Noi di questo ti ringraziamo, è ovvio che noi sappiamo... Poi ti mando la fattura pista frase, sì, perché non me la no, ricordo più. Ma anche la frittura, così... almeno mangio. con la Almeno frittura, mangio, almeno dai. mangio. No, ma noi sappiamo la mafia c'è, esiste, non possiamo negare questo, però la Sicilia non è solo mafia, cioè, la gente siciliana non è, Assolutamente. non è tutta mafiosa, la Sicilia ha anche tante altre cose di cui poter far Di cui parlare e dal punto di vista, e vantarsi dal vantarsi. punto di vista anche giornalistico. Noi, come dire, siamo insieme a tanti altri artisti, componiamo quella parte che cercano di mettere in evidenza le bellezze del nostro territorio, della nostra lingua, della nostra splendida Sicilia. Quindi, come dire, anche se spesso quelli che piangiamo la papella siamo sempre noi artisti. Che cos'è sta papella? La papella... No, io no. Cos'è la papella? Perché mi metti in difficoltà? Cioè, ora non lo so. Gianni mi ha fatto capire stasera una cosa, che le cose bisogna dirle. Sì. Allora, io siccome non E io lo so, la papella l'ho detto io. Allora, basta. ma io non lo so che significa. E neanche io. Però l'ho sempre sentito dire, quindi io mi avvalgo della facoltà di non rispondere utilizzando un detto che comunque rientra nella nostra Oggi quotidianità. Radio.Sicily City del mio amico Giovanni Luca Miano potremo sentire i puntini. Tanto grazie Giuseppe Trento. Giuseppe Trento, che salutiamo dalla Slovacchia. Grazie, lo sai grazie, Gianni, Giuseppe. in Slovacchia hanno fatto una pizza. La pizza Calandra e Calacala. veramente, la Calacala. Hanno fatto una pizza per noi, Calacala. E anche la pizza Giucà, in merito al nostro brano. Quindi se andate in Slovacchia, mangiate la pizza chiedete Giucà. la pizza Calacala, la pizza Giucà. Questo. E ci dobbiamo andare, Siamo a in dire, per Slovacchia forza. a mangiare Tra la l'altro pizza, Giuseppe è quindi. un impresario anche artistico che lavora in Slovacchia, un siciliano, credo sia di Castelvetrano, quindi chi lo sa, magari un giorno succederà Un trio anche questo. Gianni Calacala. Ma bello. Renzi, Calandra e Calandra. Renzi, Calandra e Calandra. O Calandra e Renzi Calandra. Calandra e Renzi Calandra. Calandra, Renzi, Calandra. Sì, Suona bene. Suona bene, è vero. No, chi? Renzi. Vabbè, noi abbiamo l'imbarazzo. Renzi suona bene, che non Appunto, l'ho capito. Calandra pure bene suona, Calandra pure bene. I c'ha lo campanelli sciccareddo pure. I campanelli. Giancarlo o Gianni? Dimmi caro. Come lo saluto? Sisso, Da Giancarlo Gianni. o da Gianni? Ma io lo saluto da Gianni proprio. Ma sulle pagine social come ti dobbiamo cercare? Giancarlo o Gianni? No, Gianni Renzi. Giancarlo Quindi, anagraficamente parlando io sono Giancarlo Renzi. Allora, Gianni Renzi perché da bambino mi hanno artisticamente. sempre chiamato... No, è un piccolo aneddoto perché quando siamo nati noi si usava mettere il nome dei nonni. Quindi i miei due nonni si chiamavano Giovanni.
I miei genitori, siccome non sopportavano questa regola di dover mettere obbligatoriamente il nome del nonno, mi hanno messo Giancarlo, perché mio padre era uno spettacolo con Franco Franchi, c'era il nipote che si chiamava Giancarlo, tornò a casa e disse a mia madre: come ti sembra Giancarlo? Bello. Bellissimo. Ora c'è stata l'offesa dei nonni per i primi 2 o 3 anni di sicuro. vita, come si usava all'epoca, e quindi cominciarono a chiamarmi Gianni, perché Giovanni Carlo, Gianni. E quindi poi ho deciso Gianni Renzi. È rimasto E ti così. posso dire una cosa, questo così lo penso, perché ai tempi chi non metteva il nome, il regalo veniva dimezzato o quasi, cioè invece di 1 milione, per esempio 100.000 lire, 200.000 lire. È successo anche con Io te? di questo non mi ricordo, non mi ricordo, non mi Perché si posso usava anche ricordare, questo, il quindi. regalo non si faceva per la cifra che uno pensava di dare, se No, non era... ma Ti giuro, qua succedeva, è successo, dai. Sì? Sì. Ma perché ci sta a mettere sta fernice in testa? No, perché così... Ora chiama magari a suo padre e ci dice: papà, dammi, Papà, ma quanto ti ha detto un nonno? dammi a 800 euro per dire che... Ma perché, Pino? Ma è così. Noi dobbiamo mettere No, la ma pace... a quei tempi non c'erano di sti problemi. Dobbiamo mettere la pace nelle famiglie, no? Creare... Caspita. No, quante cose Vabbè, sono. perdonalo, non sa quel che fa. Cosa? Lo so. Perdonilo, dice che Cozzalone perdonilo. Perdonilo. E allora noi invitiamo tutti quelli che ci stanno seguendo Ad andare via. no, Come no? a seguire Gianni Renzi sul canale YouTube, a iscriversi sui social, a seguire- Iscrivetevi nel nostro canale Gianni Renzi Violinista, pagina Gianni Renzi Violinista, profilo Facebook Gianni Renzi, e c'è anche quello delle scarpe, attenzione, è pure Sì? bravo. Sì, c'è Gianni Renzi Couture, vende scritto scarpe. Couture, sì, vende scarpe. Ah, ok. Vabbè, Quando noi cerchi intanto Gianni invitiamo a Renzi seguire la tua violinista- pagina. Ma Tu anche quando perché cerchi Gianni Renzi Violinista ti esce una mia fotografia su Google con le scarpe nuove. scarpe, poi una Con mia le scarpe- fotografia e un paio di scarpe, una fotografia e un paio di sul manifesto elettorale però, perché io oggi cercavo delle foto tue ieri e mi spunta un altro Renzi. Ma non è... No. Matteo. Ma quello Matteo. secondo Matteo. Che poi 2 grandi amici, salutiamo un altro grande amico, andiamo veramente in chiusura, si chiamano uno Renzi e uno Alfano, cioè sono stati per un periodo E sono vero, quelli che vero, suonano Renzi gli archi e nei Alfano. nostri e brani. suonano gli archi, hanno suonato in un violura, ma sono quelli che hanno avuto Io- per un bel un ruolo- quinquennio anche di Ci hanno governato. un duettio, hanno avuto Sì, l'Italia ma in mano. infatti quando andavamo a suonare e ci fermavano, vedevano i documenti Renzi e Alfano. Dice, ma dov'è la scorta? Dov'è la scorta? Via, vado avanti, subito. Quindi la cosa che volevo dire questo e chiudiamo. Noi artisti in questo momento siamo in difficoltà. Chi? Noi artisti. È Cioè, vero, è voi vero. artisti. Voi Voi artisti. Cioè, Noi non artisti, guardare noi. me. siete in difficoltà. Ecco. Cosa costa mettere un like, mettere un'iscrizione per ora per noi è come ricevere una serata, perché Quasi. viviamo per No, ora- è come ricevere una carezza. sì, perché viviamo solamente per ora di like, di iscrizioni, perché non possiamo più fare nessuna serata in giro per Ma finirà questo periodo. Ma finirà. è È proprio vero, questo- Peppe, pensa che io per fare felice a tuo fratello ogni giorno mi iscrivo nel vostro canale. Si cancella Mi e si succede iscrive, una si notifica. cancella e si- Mi cancello e mi iscrivo, mi cancello e mi iscrivo. Tu sei grande, tu Gianni sei grande, Renzi, Gianni. violinista, si è iscritto nel vostro canale YouTube. vero, perché poco fa Abbiamo visto, guarda, Gianni Renzi si è iscritto al nostro canale YouTube. Ma è stato... e mio fratello che non era iscritto si è iscritto poco fa. Sì, io mi sono iscritto perché Io ero iscritto, però io non faccio così, ok? Lo faccio fare a lui. lui si magari. cancella una volta alla settimana. Va Sì, bene. creiamo movimento, facciamo Sì, sposare se gli no- algoritmi di YouTube. quindi, Come ma cioè, passare si sto tempo, scrivono a come ma vicenda. Se fossero soldi creiamo economia. In questo caso Oh, è solo, bella. solo mia, Piero. solo, è solo, bello. solo mia. Gianni, Va bene, ragazzi. è stato un piacere. Ci Io- Non lo vediamo, vuoi mandare veramente a letto, Gianni? ci vediamo presto a Palermo, perché molto presto, se il maestro tiene Vi a botta, aspetto. dovremmo andare a completare 5 brani che abbiamo fermi da 1 anno e mezzo. E quindi speriamo vi aspetto. possa accadere anche questo miracolo per noi. Verremo a trovarti, ci abbracciamo come non facciamo da tanto tempo. È un buon caffè. Ci abbracciamo però senza gomito. Senza no, no, quale Ci gomito? abbracciamo. Quale gomito? Ci Proprio- abbracciamo, Chi su ci gomito- abbracciamo. No, No, anche perché anche lo ci- sai,
Io ci starnutisco nel gomito qui. Esatto. Va bene, grazie per esserci stato, salutaci Grazie, tutta ragazzi. la tua splendida famiglia. E Dobbiamo ringraziare. ci vediamo a giorni. Dobbiamo fare i ringraziamenti. Ciao Gianni, è stato un piacere. Ti voglio bene. Ciao. A presto. Ti voglio bene. Grazie, Un abbraccio, grazie, ciao, grazie. ragazzi. Dobbiamo ringraziare Radio Prima. Ringraziamo Radio Prima Liegi. Radio Ringraziamo Radio Studio Delta Club. Ringraziamo Alpa 1 perché le puntate poi andranno in differita. Ringraziamo la Eventi Service che ha curato, pensate, lo streaming. Cioè sembra una parola brutta. Ma dove streaming? Tipo sembra una cosa tipo... Però non è così. Quindi ringraziamo la Eventi Service, ringraziamo le ceramiche Ferrarelle per il grazioso gesto che ha fatto, per aver portato un tocco di sicilianità, ancora di più di sicilianità all'interno dello studio. Ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto, Gianni Renzi, Ezio Noto, Giovanni Cangialosi. Vi invitiamo a iscrivervi sulle nostre pagine Eventi Service, sulle pagine Calandra e Calandra. Dateci una mano di aiuto in questo momento così difficile. Buonanotte a te, buonanotte a te, buonanotte a te, buonanotte a te, buonanotte a te. Buonanotte a te.